Poi, allora, diciamo che l'annata del Peperino si divide in due parti. La prima parte era legata al gruppo che ha conquistato la Serie A, partendo dalla 2, e poi ci sono stati problemi, c'è stato l'abbandono del primo e del secondo mister, per cui diciamo che l'organico si è parecchio disgregato. E successivamente è stato creato in primis un direttivo importante con gente come Fabio Muratore che si occupa dei ragazzi come direttore sportivo, Di Matteo Francesco che è il direttore generale, Marco Ruggeri il presidente, e da là abbiamo ricominciato, partendo sempre dalle basi comunque di chi aveva conquistato la 2, dai Piras ai Giovannetti e compagnia bella, per cui oggi il gruppo è più ampio, composto da altri giocatori, però non cambia lo spirito. Questa è stata, la gara è stata molto frenetica, i ritmi abbastanza alti. E, sapevamo che il Testaccio era una squadraccia da affrontare. So che hanno qualche assenza, comunque noi ci siamo presentati al completo, convinti, avevamo voglia di vincere e di guardare avanti, di guardare a questo punto al sogno playoff, ci proviamo un attimino, vediamo che succede e va bene così.